aprire il cancello fingendo di aver bisogno di indicazioni stradali invece erano 4 rapinatori armati di pistola a minuti di terrore per 2 anziani di Mogliano, immattinati al ritrovamento dei loro cellulari portati via dai banditi in fuga. Protesta al Brennero sabato da Bollino Rosso in A4 a 23, rischio di caos traffico nel ponte del 2 giugno, autostrade Alto Adriatico, alza l'allerta. Ha seminato il panico all'esterno della discoteca Villa Barbieri a Padova, aggredendo un automobilista con lo spray urticante Daspo per un 19enne. La Guardia di Finanza di Padova sequestra 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole durante le consegne di GPL a uso riscaldamento. Percorre a piedi un viadotto sul fiume Piave a Sette Ville nel Bellunese e superato la recinzione con l'evidente intenzione di lanciarsi nel vuoto, tragedia sfiorata nella notte, i carabinieri lo fermano in tempo. Esami di maturità nel Trevigiano, il maggior numero di studenti veneti impegnati nelle prove l'anno scorso, gli orali finirono nell'occhio del ciclone per il clamoroso rifiuto per proteste di alcuni maturandi, stavolta non sarà più possibile senza essere bocciati. La 18ª tappa del Giro d'Italia in Veneto a Pieve di Soligo, la vittoria in volata di Paul Magnier, la maglia rosa resta a Vingegaard, festa e appassionati al muro di Ca del Poggio. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, la cronaca dal Trevigiano in primo piano. Si sono fatti aprire il cancello fingendo di aver bisogno di indicazioni stradali, invece erano 4 rapinatori armati, minuti di terrore per 2 anziani di Mogliano. Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera, via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane, insomma scambiavo sempre 2 parole, poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so. Mi dispiace, tra mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mogliano. Io sono anziana, sì che sto attenta, ho i cani e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci, fuori, è un brutto vivere purtroppo. Era scomparsa nella giornata di mercoledì ed è stata ritrovata senza vita nelle acque del fiume Gorzone a Cavarzere. Il corpo dell'anziana, una 76enne di Rottanova, è stato ripescato dal fiume dal nucleo smozzatori dei vigili del fuoco. Uscita di casa in bicicletta, la 76enne aveva fatto perdere le sue tracce, silenzio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine da parte dei familiari. Il suo corpo è stato recuperato nelle prime ore della giornata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il cordoglio del sindaco Pier Francesco Munari, alla famiglia il più sincero abbraccio. Protesta al Brennero sabato da Bollino Rosso in A4 a 23, rischio caos traffico nel ponte del 2 giugno, autostrade Alto Adriatico, alza l'allerta. Attesi forti flussi di mezzi pesanti e turisti diretti verso il nord-est. Si prospetta un fine settimana da Bollino Rosso sulle autostrade del nord-est. La protesta ambientalista annunciata al Brennero rischia infatti di provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, proprio nel primo grande esodo turistico legato al ponte del 2 giugno. Autostrade Alto Adriatico ha deciso di innalzare da giallo a rosso il livello di allerta per il pomeriggio di sabato 30, prevedendo un forte incremento del traffico lungo la A4 Venezia Trieste e la A23
A23 verso Tarvisio. A preoccupare è soprattutto il possibile riversamento dei mezzi pesanti deviati dall'asse del Brennero a causa delle limitazioni connesse alla manifestazione. Si prevede infatti che dalla fine del divieto di circolazione dei mezzi sopra le 7,5 tonnellate in vigore fino alle ore 14, camion e tir successivamente andranno a rallentare le arterie. Le criticità maggiori sono attese nel tratto a 2 corsie della A4 tra Sandona di Piave e Portogruaro, nel nodo strategico di Palmanova e lungo la A23 nel segmento Palmanova-Udine Sud, aree già tradizionalmente sotto pressione durante i periodi di grande mobilità. Per fronteggiare eventuali emergenze, Autostrade Alto Adriatico ha predisposto misure straordinarie analoghe a quelle utilizzate durante i grandi esodi estivi. La gestione della viabilità avverrà in coordinamento con le altre concessionarie autostradali, con il monitoraggio costante dei flussi e possibili interventi tempestivi in caso di congestione. Ha seminato il panico all'esterno della discoteca Villa Barbieri a Padova, aggredendo un automobilista Daspo per un 19enne. Ha seminato il panico davanti a una discoteca di Padova, arrivando ad aggredire con lo spray urticante un automobilista. Daspo e foglio di via di 4 anni per un 19enne, disposti dal questore di Padova, Marco Dorisio. Secondo la ricostruzione della polizia, domenica scorsa, alle 4 di notte, il 19enne italiano aveva prima colpito con una bottiglia di vetro il lunotto posteriore di un'auto su cui si trovavano 2 ragazze, poi aveva spruzzato il gas urticante in faccia al conducente, un 26enne, che aveva perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro una vettura in sosta. Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione sarebbe stata scatenata dalla gelosia nei confronti di una delle ragazze a bordo dell'auto. Le volanti della questura, intervenute dopo diverse segnalazioni al 113, hanno trovato il 19enne trattenuto da un addetto alla sicurezza della discoteca. Identificato e accompagnato in questura, è risultato aggravato da numerosi precedenti per minaccia, rapina, furto, lesioni, danneggiamento e percosse. È stato denunciato per lesioni personali aggravate e danneggiamento. Rimaniamo a Padova. La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della Bassa Padovana durante le consegne di GPL a uso riscaldamento. Le bombole si riempivano, ma una parte del gas poi ritornava nell'autobotte e così gli ignari clienti tornavano a casa con quantità di GPL inferiori a quelle pagate. È questa la frode nel commercio scoperta dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha individuato e sequestrato 5 autobotti modificate usate per frodare famiglie e aziende agricole della Bassa Padovana durante le consegne di GPL ad uso riscaldamento. Tutto è partito da un controllo di routine in un distributore di carburanti che vendeva GPL in bombole a prezzi oltremodo concorrenziali. Erano delle bombole di gas non certificate, ovvero sia il tappo sigillo non riportava la garanzia del produttore e quindi ci ha fatto capire che evidentemente provenivano da un mercato parallelo. Quindi siamo risaliti nella filiera ovviamente dell'acquisto, ci siamo imbattuti in un'azienda autorizzata sì al trasporto e al conferimento del GPL, ma non a quello ovviamente dell'imbottigliamento nelle bombole del prodotto. Attraverso un bypass secondario azionato dall'autista grazie ad una leva nascosta veniva erogato meno gas GPL. 5 autobotti che avevano un meccanismo nella parte finale di distribuzione e di conferimento del prodotto che era un po' alterato, nel senso che vi era una leva, quindi un bypass, che evidentemente poteva essere azionata all'occorrenza da chi poi conferiva il prodotto, che faceva di fatto ritornare una parte di questo prodotto nella cisterna e quindi creava un danno nei confronti del cliente, che ovviamente non si poteva accorgere perché il misuratore comunque gli dava il quantitativo apparentemente corretto, e quindi, ma in realtà ne acquistava di meno, e una parte ritornava per poter essere poi venduto su mercati paralleli. Il carburante sottratto veniva poi destinato a vendita in nero, riempendo abusivamente bombole di proprietà di altri operatori. 2 persone sono state denunciate per frode in commercio, appropriazione indebita, vendita di prodotti industriali e consegni mendaci e imbottigliamento abusivo di bombole di GPL.
Clamorosa svolta nell'inchiesta Calearo Antenne. Il Tribunale del Riesame di Vicenza ha infatti annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti di Massimo Calearo Cimana, ex parlamentare PD ed ex presidente di Federmeccanica, e di Carlo Alberto ed Eugenio Calearo Cimana e Luca Corazza, restituiti i beni sequestrati ai 3 componenti del Consiglio di amministrazione della società di Isola Vicentina. Sentiamo adesso la reazione dell'ex presidente di Federmeccanica e di Confindustria Vicenza, Massimo Calearo Cimana, e provvedimento dei giudici. I giudici hanno analizzato la cosa e hanno dato parere positivo, quindi per il momento io penso per sempre respiriamo, insomma. Sostanzialmente i soldi, il finanziamento pubblico era stato utilizzato, come voi avete sempre sostenuto, con i crismi della legalità. Assolutamente sì, ne eravamo sicuri, ne eravamo convinti, abbiamo anche tutte le dimostrazioni, quindi c'era una lettura che ci considerava delle persone, diciamo, poco serie, per non dire dei delinquenti, e noi invece in 70 anni di azienda siamo sempre stati ligi e verso le cose giuste, insomma. I fondi sono stati, abbiamo pagato alcuni fornitori, abbiamo investito in macchinari e abbiamo pagato le nostre consociate estere che lavoravano per noi, lavoravano per Renault, lavoravano per Peugeot, quindi era il pagamento di fatture tutto regolare, neanche un euro alla famiglia, ai soci, a nessuno. Dramma evitato ieri notte sul ponte di Fenera a Setteville, dove l'equipaggio del radiomobile dei Carabinieri, con coraggio, prontezza e grande umanità, hanno letteralmente salvato un giovane che si trovava in condizioni di profonda fragilità emotiva legata a recenti problemi di natura sentimentale. Allertati da un automobilista, i Carabinieri hanno dissuaso il giovane dapprima con il dialogo, poi traendolo in salvo prima di affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Un salvataggio che sottolinea l'importanza della rete di solidarietà tra la cittadinanza e le istituzioni. Il presidente della regione Alberto Stefani ha ringraziato i Carabinieri rivolgendo un pensiero al giovane e alla sua famiglia. L'Arma dei Carabinieri rinnova il proprio appello a non sottovalutare mai segnali di malessere propri o altrui. Meno di un mese agli esami di maturità nel Trevigiano, il maggior numero di studenti veneti impegnati nelle prove. L'anno scorso gli orali finirono nell'occhio del ciclone per il clamoroso rifiuto per protesta di alcuni maturandi. Stavolta non sarà più possibile senza essere bocciati. Loro mi hanno chiesto perché erano stupiti, insomma un po' spiazzati anche, e io ho spiegato che appunto sono un po' contrario insomma, all'esame in sé. Per me ci sono altre cose che fanno crescere, che fanno effettivamente maturare le persone. Lo scorso anno le sue parole contro il sistema dei voti a scuola aprirono il vaso di Pandora, scatenando non solo emulazioni da Treviso a Belluno, ma anche il dibattito nazionale. Ora però il gesto di Gianmaria Favaretto, all'epoca maturando del liceo scientifico Fermi di Padova, non sarà replicabile, o meglio, costerà la bocciatura a chi lo porterà avanti. Nel 2025 il giovane studente aveva già raggiunto con gli iscritti il punteggio necessario per passare. Quest'anno invece l'esame sarà ritenuto valido soltanto se il candidato sosterrà regolarmente tutte le prove previste. È il giro di vite imposto dalla riforma voluta dal ministro Valditara per la maturità 2026. Un conto alla rovescia già iniziato. Meno di un mese e 39.000 studenti veneti affronteranno la prima prova scritta di italiano il 18 giugno alle 8:30. Per la precisione, un esercito di 39.455 maturandi, di questi 1.136 esterni. In totale 1.975 classi coinvolte, ripartite in 506 sedi e affidate a 991 commissioni. È la marca trevigiana a registrare il numero più alto di giovani all'esame con 7.721, seguita dalle province di Vicenza e Verona, mentre il dato più basso resta quello di Belluno, 1.478. Intanto la macchina organizzativa è ormai completata. Gli uffici di ambito territoriale stanno ultimando la costituzione delle commissioni e la predisposizione delle sedi d'esame. Tra le principali novità non soltanto la norma antiprotesta all'orale, cambia anche la struttura delle commissioni, composta da 5 commissari di cui 2 interni, mentre presidente e gli altri 2 membri sono esterni. E il colloquio orale, obbligatorio, verterà su 4 discipline individuate a livello ministeriale. Prima dell'ultimo scoglio comunque arrivano gli iscritti. Appuntamento alle 8:30 del 18 giugno.
C'è anche la trevigiana Katia Da Rossa, amministratrice delegata di Irinox, azienda fondata dal padre nel 1989 come impresa specializzata in quadri elettrici e oggi è attiva a livello internazionale nella produzione di refrigeratori, tra i nuovi cavalieri del lavoro nominati con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono 25 tutti gli insigniti in Italia, 4 i veneti, oltre a Katia Da Rossa anche l'artigiano orafo vicentino Roberto Coin, Elisabetta Moro, anch'essa vicentina, presidentessa di PFM, azienda di macchine per dosatura, il veronese Giorgio Girondi, a capo di un'azienda di tecnologie della filtrazione. Orgoglio e soddisfazione il commento del presidente del Veneto Alberto Stefani. La prestigiosa onorificenza infatti non solo premia il valore dei nostri imprenditori e capitani di industria, ma conferma anche la dinamicità e la rilevanza del nostro tessuto produttivo. Desertificazione dei centri abitati dai piccoli negozi e acquisti online. Il comune di Spinea lancia il progetto Compra a Spinea in collaborazione con Media Nord-Est per valorizzare il commercio di prossimità e le attività del territorio. Ogni giorno compriamo con un click. Ma una città vive di persone, di incontri, di negozi aperti e luci accese. A Spinea ci sono più di 200 attività che ogni giorno danno vita alle strade, ai quartieri, alla comunità. Per questo nasce Compra Spinea. Se vive il commercio, vive la città. Il protocollo è un protocollo di collaborazione per lanciare un progetto che è Compra Spinea, che vi faccio vedere anche ai spettatori, che per valorizzare i negozi, le attività commerciali che ci sono qui. Poter dare lo spunto anche a cittadini che non sono qua di Spinea di venire a vedere in questa nostra città, poter acquistare, poter fermarsi negli esercizi anche nei bar, nei piccoli ristoranti che ci sono e poter quindi rilanciare quella che è la vita di una città. Prevenire la desertificazione commerciale e fronteggiare le sfide che l'acquisto online sta portando ai piccoli negozi di paese. Nasce con questo intento il progetto tra il comune di Spinea e Media Nord-Est per valorizzare il territorio e il commercio di prossimità. Noi crediamo molto nel negozio di vicinato, nella qualità che porta, nella possibilità che dà alla città di essere viva e quindi è stato importante per noi investire in questo progetto per dare un'opportunità in più per i nostri commercianti. È un negozio vicinato, la presenza di tanti negozi è la vita, la linfa che fa vivere la città. Una novità che potrebbe veramente dare un po' di aria ai nostri negozi, una modalità che non avevamo mai avuto modo di sperimentare, per cui penso che essendo partecipi a questa attività potremo avere solamente qualcosa di positivo. L'obiettivo è quello di portare le persone a vivere il paese e le sue attività anche con l'arrivo della notte gialla, degli eventi estivi e del settembre di Spinea. Abbiamo messo insieme le forze in virtù dei tanti negozi e delle tante attività che Spinea detiene, un tesoro che non poteva assolutamente andare perso e al via Compra Spinea, progetto innovativo. Noi ci crediamo. A Padova 100 trapianti di rene in 5 mesi. Il centro dell'azienda ospedaliera mantiene così il primato in Italia. Il 100° trapianto di rene nella notte del 26 maggio, in 5 mesi dall'inizio dell'anno, una cifra record quella ottenuta dal Centro Nazionale Trapianti di Rene e Pancreas dell'azienda ospedaliera di Padova. Il risultato conferma il primato nazionale del centro diretto dalla dottoressa Lucrezia Furian, già leader in Italia con 224 interventi nel 2025. Il centro, attivo dal 1988, offre una casistica completa che include trapianti combinati, rete pancreas da donatore vivente, da donatore ABO incompatibile e trapianti pediatrici, questi ultimi nell'unico centro dedicato del Veneto. Il tasso di sopravvivenza a lungo termine supera il 90%, in linea con le valutazioni del Centro Nazionale Trapianti. Di fronte a questo incremento di attività non possiamo che ringraziare i familiari
e i donatori che si sono espressi favorevolmente alla donazione degli organi. L'altra cosa che dobbiamo assolutamente fare è ringraziare tutta la rete di supporto che ci ha permesso di raggiungere questo risultato. È un lavoro immenso, organizzativo, che coinvolge infermieri, medici, strutture di supporto, siamo sempre tutti reperibili e i nostri pazienti sono la massima soddisfazione che possiamo avere, perché questi 100 trapianti sono andati bene. La dottoressa Furiani coordina inoltre l'unico centro italiano per la terapia cellulare del diabete, con prelievo e utilizzo di insule pancreatiche, ed è da settembre 2025 presidente della Società Italiana Trapianti d'Organo. La guida della Società Europea dei Trapianti d'Organo è sempre padovana, affidata a Umberto Cillo, direttore della chirurgia epatobilio-pancreatica e dei trapianti di fegato dello stesso Ateneo. Il Giro d'Italia oggi in Veneto e nella Marca. È stato Paul Magnier ad aggiudicarsi la 18ª tappa FAI della Paganella Pieve di Soligo di 171 km. Il francese al suo terzo successo nella corsa si è imposto in volata davanti a Edoardo Zambanini e a Jonathan Milan. Resta in maglia rosa il dominatore del Giro Jonas Vingegaard. Una giornata di festa nella Marca con i passaggi a Valdobbiadene, Guia, Combai, Miane, Follina, Tarzo, Muro di Cadipoggia, San Pietro di Feletto e Refrontola prima del traguardo. È tutto pronto a Feltre e ad Alleghe per accogliere la tappa del Giro d'Italia. Stasera in entrambe le città sono previste le tradizionali notti rosa, martedì e mercoledì a Belluno e Longarone. Occhi puntati sul Giro d'Italia donne. Sarà una lunga giornata di festa, sport e grande passione per il ciclismo, quella che attende il bellunese con la tappa Feltre Piani di Pezzè, considerata da molti la frazione decisiva di questo Giro d'Italia. Le Dolomiti si preparano ad accogliere migliaia di appassionati e proprio per gestire l'afflusso di pubblico sono già scattate le prime chiusure alla circolazione sui principali passi interessati dal percorso. Una scelta necessaria per evitare congestionamenti lungo le strade di montagna e consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento. La corsa partirà da Feltre, dove il centro cittadino si trasformerà in un grande villaggio rosa. L'arrivo è invece previsto ai Piani di Pezzè sopra Alleghe, al termine di una tappa spettacolare attraverso alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. Per raggiungere la zona del traguardo sarà attiva la cabinovia da Alleghe, previsti anche parcheggi dedicati fuori dal centro e un servizio a navetta per accompagnare gli spettatori verso il paese e gli impianti di risalita. Particolare attenzione anche ai residenti e agli ospiti delle strutture turistiche, che potranno accedere alle aree interessate con pass o documentazione di prenotazione entro gli orari stabiliti dall'ordinanza. E dopo il Giro maschile, il bellunese si prepara a vivere un'altra grande pagina di ciclismo. Il Giro donne farà infatti tappa tra Belluno e Longarone. Per noi è un onore, perché è un giro che sta crescendo moltissimo, sia di ascolto ma anche di partecipazione di qualità, e quindi per Longarone sarà un'altra ulteriore vetrina molto significativa. Questi gli appuntamenti: il 2 giugno cronometro individuale con partenza da Piazza dei Martiri e arrivo al Nevegal, il 3 giugno il tappone dolomitico, la Longarone Santo Stefano di Cadore di 146 km. Al via domani il Giugno Antoniano 2026, calendario di eventi che accompagna i fedeli alla festa di Sant'Antonio. Nel segno di San Francesco e del forte legame con Sant'Antonio si apre il Giugno Antoniano, un avvio in musica per l'edizione 2026 che festeggia i 20 anni della rassegna dedicata al Santo di Padova. All'oratorio di San Giorgio si comincia con il duo Vasco Mirandola e Sergio Marchesini con la prima di La preghiera che mi resta. Piano piano proporrà a tantissimi cittadini di Padova e non solo iniziative anche rivolte a valorizzare la basilica, a momenti di preghiera, ad altri momenti musicali. Quest'anno il Giugno Antoniano è dedicato all'8° centenario della morte di San Francesco e per questo dal 3 al 7 giugno sarà aperta al Santo nella Sala Bonaventura una mostra di presepi e diorami francescani. Vogliamo guardare a Sant'Antonio proprio come un frate francescano che tra gli altri ha brillato sull'ispirazione, sul carisma di San Francesco d'Assisi. E poi invece per quanto riguarda il Giugno Antoniano, quest'anno giunge alla 20ª edizione, quindi anche questo è un bel anniversario, che ha visto in questo ventennio collaborare oltre ai frati della Basilica, la delegazione, il comune, tante altre associazioni, tanti volontari, tante iniziative di carattere culturale, devozionale, musicale. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.